Graziano Pranteddu è mio amico anche su Facebook, ci troviamo qui a Pula in questa bellissima festa organizzata dalla Prolocco e lui è il maestro, il grande maestro della carapigna. Abbiamo visto tue interviste in tutte le tv regionali, anzi alcune sono in onda anche adesso nel tuo stand, ma svelaci il segreto per farla così buona, perché come la fai tu è davvero eccezionale. Beh, il segreto non sarebbe tale se lo svelassi. Non ce lo dici, però ce la fai assaggiare. Facciamo assaggiare, vi spiego anche come si fa il procedimento. L'unica cosa che non vi dico è la ricetta, le dosi. Va bene, quelle non le vogliamo sapere, tanto non ce le dici, ma il procedimento? Allora, il procedimento è molto semplice. All'interno di questo contenitore che si chiama sorbettiera o carapiniera, che poi è immersa in un altro contenitore di legno di castagno che viene chiamato normalmente barrile in sardo, comunque un comune barile con circa 17-18 doghe di legno di castagno, immerso nel ghiaccio. All'interno c'è una semplice limonata, una limonata la cui ricetta rimane segreta. Segreta della Coca-Cola. Beh, è una cosa che ci hanno tramandato i nostri avi. Noi come famiglia risaliamo dai dati dell'Archivio Regio sino all'incirca del 1710. Ci sono alcuni Onano che diciamo è la famiglia materna da cui abbiamo ereditato questo prodotto qui, però c'è anche qualche Praneddu, che sarebbe Pranteddu, che la faceva, ed erano degli arrendatori. Erano degli arrendatori che erano in pratica coloro che detenevano il monopolio del ghiaccio che serviva appunto per fare la carapigna o comunque per conservare gli alimenti. Io ho sentito una volta in diretta, perché ci siamo visti a Baradili da poco, una ragazza che l'ha assaggiata e ha detto sembra sorbetto, e tu sorbetto, come fai a dire una cosa del genere? Guarda la consistenza che ha la carapigna, è molto diversa dal sorbetto, a parte che ha un altro gusto. Però tu dicevi, l'ho letto su Facebook, che maestri nel vero senso della parola, per fare la carapigna come va fatta non ci si può improvvisare. Assolutamente no. E chi la definisce sorbetto non può definirsi maestro di carapigna, perché è una granita, da non confondere con la granatina, che sarebbe ad esempio la grattacheca romana, in pratica del ghiaccio tritato a cui vanno aggiunti degli aromi o dei succhi di frutta. Questi invece sono dei succhi di frutta che vanno fatti gelare tramite un movimento rotatorio e semi-rotatorio della sorbettiera, e poi vengono scrostati diciamo costantemente, e in questo modo si riaddensa attorno alle pareti, si continua a scrostare e il prodotto diciamo assume una consistenza molto, molto fine. Allora, se vedete questo signore in qualsiasi sagra, Graziano Pranteddu, che fa la carapigna, bene, assaggiatela perché è assolutamente eccezionale. Però io ti voglio strappare una promessa. Allora, abbiamo visto in questo tuo schermo col computer, c'è interviste con Vigliolina e con altre tv regionali. Io voglio vedere se la prossima volta che ti incontro ci sarà anche TCS con Grandi si diventa. È una promessa? Caspita, se voi mi date il filmato, sicuro, anche da domani. Sarà fatto. Noi adesso, Alessandro, spegne la telecamera e ci mangiamo la splendida e eccezionale carapigna di Graziano qui a Pula. Compagnia di Fabrizio Fadda, che per la verità è la seconda volta ai microfoni di Grandi si diventa Telecosta Smeralda. Eravamo circa 4 anni fa quando ci siamo visti la prima volta. Oggi invece, siccome responsabile del gruppo folk di Elmas, ospite in questa importante rassegna a Pula. Da quanto tempo esiste il gruppo folk? Allora, il gruppo esiste dal 1974, quindi ben 37 anni di vita. Ha una storia abbastanza cospicua di eventi, di tournée. Abbiamo girato un po' per tutta l'Europa, portato un po' la cultura e la tradizione di Elmas e sarda un po' in giro per i vari festival internazionali. Fabrizio, visto che avete persone di diverse fasce di età, persino bambini. Sì, da quest'anno abbiamo di nuovo anche i bambini, perché abbiamo puntato un po' a riportare le tradizioni e la cultura anche
nelle scuole, quindi abbiamo fatto un progetto con le scuole, siamo andati a insegnare il ballo sardo nelle scuole e alcuni di questi bambini hanno voluto continuare nel gruppo e quindi stiamo formando il gruppo dei bambini. Questo è bello perché può essere visto anche come non solo un momento culturale, un momento di tradizione, ma anche un momento di aggregazione molto importante. Sì, sì, è assolutamente un momento di socializzazione di cui ne andiamo molto fieri e con i bambini cerchiamo anche di tramandare alle generazioni future quello che noi stiamo facendo adesso, quindi perché ci sia sempre un proseguo della tradizione popolare. E oggi qui a Pula è una festa bellissima, siamo in pieno agosto, fa caldo, ma siamo ad agosto, è strapieno di gente e penso che per voi oltre che un piacere sia anche un onore essere qui. Assolutamente, non è la prima volta. Ci fa sempre piacere poterci esibire, siamo davvero contenti e lo facciamo con gioia e ogni qualvolta ci invitano siamo davvero onorati di partecipare a queste manifestazioni. Fabrizio, non facciamo passare altri 4 anni prima della prossima intervista. Va bene, ok. Ci rincontreremo, è una promessa. Va bene, ciao. Bocca al lupo, divertite. Crepi il lupo, ciao. Terra mia, festas de Carnura, Campidano e Baronia. Oh. In questa bellissima festa a Pula abbiamo trovato anche queste due ragazze, Marianna e Martina, a Semini e Cagliari, con questo banchetto che ci ha colpito molto. Sono tutte cose fatte da voi a mano. Sì, tutte realizzate da noi, dalla confezione, dal taglio dei tessuti, dal ricamo alla rifinitura. Tutto. Ecco, immagino che qualcuno vi abbia insegnato, perché è estremamente difficile fare queste cose. Sì, mia madre mi ha insegnato a ricamare quando avevo 6 anni e da lì la passione mi ha portato sempre a coltivare questa arte, chiamiamola così, perché è proprio un'arte, ci vuole dedizione, impegno e poi dopo gli studi universitari ho sempre continuato, adesso ho il desiderio con la mia collega di intraprendere questa attività come un sogno. Martina, quindi una passione che diventa arte e che può diventare lavoro. Sì, assolutamente. Noi abbiamo, dopo la laurea... Quindi, laurea, voi siete giovanissime. Sì, 22 anni ci siamo laureate, ora ne abbiamo 23. Complimenti, bravissime, siete state velocissime. Sì. Non perdono tempo queste ragazze, studiano, imparano mestieri, bene così, bene. E dunque avevamo la passione del ricamo e del restauro tessile. Gli studi ci hanno portato a Milano, ma lì è troppo cara la vita, quindi abbiamo deciso di tentare il lavoro e cercare di aprire un laboratorio magari. Quindi di mettere a frutto proprio la vostra arte. Tu a che età l'hai imparata? 16 anni. 16 anni, e te l'hai insegnata? Me l'hanno insegnata mia nonna, mia mamma, qualcosina, e poi ho conosciuto lei e diciamo mi ha completato. Marianna, quindi tu hai detto che hai appreso questo mestiere da tua mamma all'età di 6 anni e tua mamma immagino l'abbia imparato da tua nonna. Sì, da È una cosa che si tramanda di generazione in Non generazione. era sarta, però ovviamente prima nelle scuole insegnavano anche le arti del ricamo, del cucito. Mia mamma ha avuto appunto la passione anche lei del ricamo, poi con l'avanzare dell'età comunque, siccome ci vogliono molti occhi e una buona vista, ha perso diciamo la praticità e l'ha insegnato a me quando ero piccola. Io invece adesso appunto approfitto dei miei occhi e della mia passione per dedicarmi al 100% a questo. Ecco, queste due ragazze sono un bellissimo esempio di talento, passione e anche altro, perché loro hanno studiato, si sono laureate, hanno appena 22-23 anni, hanno un mestiere ottimo tra le mani, ne vogliono fare una professione. Questo potrebbe essere anche di incoraggiamento per i giovani che vi stanno guardando. Si possono aprire delle strade anche col proprio talento. Sì, purtroppo appunto come ha detto la mia collega, noi una volta laureate, tra l'altro con il massimo dei voti, abbiamo fatto proprio una carriera insieme, abbiamo dato gli esami insieme, ci siamo laureate lo stesso giorno con lo stesso risultato e abbiamo detto non rimaniamo qua in Sardegna, andiamo a professionalizzarci fuori. Poi abbiamo visto che comunque la vita era molto cara, gli studi erano molto cari e non potevamo permettercelo, abbiamo detto però ci crediamo e crediamo in questo sogno, proviamoci.
provare non costa nulla. Allora adesso stiamo facendo un corso che ci qualifichi come ricamatrici. Con la nostra laurea e appunto il nostro impegno speriamo di realizzare questo sogno insieme, che è appunto avere un laboratorio. Ma che in gamba queste ragazze, lasciatemelo dire, veramente di cuore, e anche complimenti dal mio punto di vista alla Proloco di Pula, che comunque vi ha ospitato, vi dà la possibilità di avere una vetrina, di farvi conoscere, e io spero che il nostro intervento televisivo, che vi vedranno regionalmente, poi su YouTube vi vedranno in tutto il mondo, chissà che a qualcosa non serva. Noi in ogni caso teniamo d'occhio queste due talentuose ragazze. Grazie Martina e grazie Marianna. Proseguiamo. Claudio Mura del gruppo folk di Teulada, un abito molto particolare, soprattutto quello maschile, si distingue per questo cappello davvero particolare. Sì, è un cappello a sombrero che praticamente sono dei segni lasciati dal dominio spagnolo a Teulada, e quindi anche il costume in se stesso. Questo colletto particolare con questo punto che praticamente esiste solo a Teulada, che si chiama Suntenu. È estremamente caratteristico e vi contraddistingue rispetto a tutti gli altri gruppi folk. Sì, ma infatti, ripeto, è il fatto di avere questo costume unico e raro in Sardegna, con questi pantaloni a gonna, i mutandoni che si vede solo il pizzo, e la lavorazione del costume vero e proprio, con altri bei ricami sempre tipici di Teulada. Claudio, da quanto esiste il vostro gruppo folk? Noi siamo formati dal 68 e praticamente siamo... La mia età. Ecco, 43 anni che... però anche col ricambio di ragazzi e ragazzi, non sempre con le solite persone. Infatti ho visto che ci sono parecchi giovani nel gruppo folk, è un buon segno questo. Sì, si avvicinano, siamo sardi, quindi è anche giusto che la gioventù si avvicini alla nostra cultura vera e propria. Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Tra l'altro devo dire, oggi è una bellissima serata qui a Pula, la temperatura è un po' calda ma siamo in pieno agosto, tantissima bella gente, e penso che per voi sia davvero un piacere essere qui oggi. Certo, un piacere e anche una grossa soddisfazione ballare per tanta gente, perché chi fa questo lavoro è anche un riscontro avere tanta gente che poi ci applaude e ci guarda praticamente. Grazie Claudio, buon proseguimento e perché no, buon divertimento. Grazie a voi.